È passato un anno e mezzo dalla tragedia di Londra, dall'incendio che provocò la morte di 72 persone intrappolate nella Grenfell Tower. Tra le vittime anche due veneti, Marco Gottardi di San Stino di Livenza e la sua fidanzata Gloria Trevisan di Campo San Piero. È dalla memoria della mamma di Gloria, Emanuela Di Sarò, letta dall'avvocato di famiglia davanti ai giudici che presiedono l'inchiesta pubblica istituita per accertare le responsabilità della tragedia, che si apprendono strazio, sofferenza, dolore e impotenza dei genitori di due ragazzi intrappolati al 23° piano del grattacielo, sopraffatti dalla paura e dalla consapevolezza di non avere scampo. Gloria voleva chiudere la telefonata perché non voleva che sentissi le sue urla, ricorda la mamma, che ha annotato una per una le chiamate della figlia, compresa una videochiamata in cui il fumo oscurava la visuale. Mamma Emanuela ricorda il suono delle sirene in lontananza, le richieste di aiuto della figlia e di Marco, entrambi drammaticamente in contatto con i genitori per oltre un'ora, fino all'ultimo momento, con le fiamme oramai in casa e la sconcertante certezza che tutto per entrambi stava per finire. L'inchiesta voluta da Theresa May è un implacabile atto d'accusa nei confronti dei costruttori dell'edificio, delle autorità comunali che lo hanno gestito e anche dei pompieri arrivati per primi sul posto, ma che inspiegabilmente dissero agli inquilini di restare dentro alle proprie case.